Abusi edilizi di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda. Preparati a scoprire una storia che infiamma la splendida Costa Smeralda. L'eco di un'inchiesta ha raggiunto uno dei personaggi più in vista del jet set italiano, Gianluca Vacchi, l'imprenditore, DJ e influencer bolognese. È atteso in tribunale a Tempio Pausania il prossimo 3 giugno. Al centro della vicenda, un ambizioso progetto di ampliamento e costruzione di una lussuosa dimora in questo angolo di paradiso sardo. Ma cosa ha attirato l'attenzione della giustizia? Sembra che i lavori abbiano sollevato seri dubbi. Il procuratore Gregorio Capasso ha infatti disposto il rinvio a giudizio non solo per Vacchi, ma anche per Giovanni Fagioli, il progettista milanese della villa situata sulla collina di Pantogia a Portocervo, e per l'impresario di Arzachena Giovanni Maria Filigheddu. Tutti e tre sono accusati di presunti abusi edilizi contestati dalla procura. Abusi che, secondo le indagini del Corpo Forestale, sarebbero insanabili. Un aspetto particolarmente delicato riguarda il fatto che parte dell'immobile sarebbe stata realizzata in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico. Le dimensioni della villa da sogno fanno riflettere. Si parla di ben 1200 metri quadrati di superficie coperta, a cui si aggiungono 1000 metri quadrati di terrazze, un campo da padel, una discoteca e 2 loge con suite, per un totale di 15 camere. L'accusa è pesante. La struttura sarebbe più grande rispetto a quanto autorizzato dal progetto originale. La conseguenza? La villa è già stata sequestrata e ora si profila all'orizzonte la possibilità di una parziale demolizione. Nonostante le accuse, i legali di Gianluca Vacchi, Gino Bottiglioni e Giancomi d'Aragnedda, si sono dichiarati pronti a dare battaglia in tribunale. Hanno infatti affermato di voler dimostrare che non vi è alcun abuso edilizio e che l'edificio è conforme a quanto autorizzato, sottolineando che la contestazione riguarda una porzione molto modesta rispetto alla superficie complessiva della villa. La vicenda si preannuncia come un appassionante confronto tra le pretese della procura e le argomentazioni della difesa, sullo sfondo di uno dei paesaggi più iconici d'Italia. Resta da vedere come si evolverà questo caso, che tiene con il fiato sospeso non solo la Costa Smeralda, ma anche il vasto pubblico che segue le vicende di Gianluca Vacchi. Sardegna, nuove linee guida diritto allo studio. Le nuove direttive della Regione Sardegna per il diritto allo studio rappresentano una ventata di freschezza e un segnale concreto di attenzione verso gli studenti e le loro famiglie. Con un lodevole anticipo di quasi 2 mesi rispetto all'anno precedente, la Giunta regionale, su proposta dell'assessora Ilaria Portas, ha dato il via libera a significative modifiche sui rimborsi e i contributi, con l'obiettivo primario di sostenere attivamente la frequenza scolastica dei ragazzi sardi e di offrire un aiuto tangibile alle famiglie che affrontano difficoltà economiche e logistiche. L'assessora stessa sottolinea come queste azioni siano pensate per favorire la presenza degli studenti e delle studentesse sarde a scuola, fornendo un supporto essenziale alle famiglie che si trovano in situazioni di svantaggio economico o che vivono lontano dagli istituti scolastici. Un'importante novità riguarda l'acquisto e il rimborso dei libri di testo, un aspetto cruciale per garantire un sereno inizio dell'anno scolastico. Il procedimento è stato semplificato e i tempi di erogazione delle risorse ai comuni e di rimborso alle famiglie sono stati anticipati, assicurando che gli studenti possano avere i manuali necessari fin dal primo giorno di scuola. Chi potrà beneficiare di questo sostegno? Le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente, ISEE inferiore a 20.000 euro. L'entità del rimborso sarà di massimo 250 euro per gli studenti che frequentano il primo anno della scuola secondaria di primo grado, il primo anno della scuola secondaria di secondo grado e il primo anno del triennio della scuola secondaria di secondo grado. Per gli studenti iscritti agli anni successivi, è previsto un rimborso fino a un massimo di 150 euro. Ma la vera innovazione sta nella possibilità offerta ai comuni di scegliere tra 2 modalità di erogazione del contributo per i libri di testo: la procedura classica a rimborso, che prevede il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione delle ricevute, oppure la nuova linea dei voucher, che permetterà alle famiglie di non dover anticipare alcuna spesa. Rimane inoltre valida la possibilità dell'acquisto dei libri attraverso le scuole, che li forniranno in comodato d'uso. Non solo i libri, anche il trasporto scolastico è al centro di questa riforma. I criteri sono stati rivisti per migliorare e favorire il servizio per gli studenti residenti in comuni o frazioni sprovvisti di scuole, permettendo loro di raggiungere gli istituti in modo più rapido.
L'assessora Portas evidenzia con forza un ulteriore obiettivo di queste politiche: arginare il fenomeno della dispersione scolastica. È fondamentale riconoscere che le difficoltà iniziali, come l'impossibilità di raggiungere agevolmente la scuola o di acquistare i libri di testo, possono rappresentare un terreno fertile per l'abbandono degli studi. Con queste misure, la Regione Sardegna si impegna a fermare questa emorragia e a garantire pari opportunità a tutti gli studenti. Questa iniziativa mira a rimuovere gli ostacoli che possono compromettere il percorso educativo dei giovani sardi, offrendo un futuro più equo e ricco di opportunità. Dazi USA. Impatto sull'economia sarda. I dazi di Trump mettono a rischio il nostro export. La nostra isola, terra di eccellenze agroalimentari e non solo, guarda con crescente preoccupazione alle nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump. La Sardegna è una regione che esporta moltissimo negli USA, con un valore che nel 2024 ha toccato quasi gli 8 miliardi di euro. Ma cosa significa concretamente questa decisione per noi? Non si tratta solo di pecorino, vino e olio, simboli della nostra tradizione, ma anche di barche e gommoni che navigano oltreoceano. Il mercato americano ha finora assorbito ben il 52% delle vendite dei nostri prodotti agroalimentari. Un dato impressionante che ci fa capire quanto siamo legati a questo partner commerciale. Questa forte dipendenza da un unico mercato potrebbe avere conseguenze negative in tempi brevi per le nostre aziende. Fortunatamente, le esportazioni di prodotti petroliferi non dovrebbero risentire di questi dazi, dato che gli Stati Uniti sono autosufficienti dal punto di vista energetico. Per comprendere meglio la portata di questa situazione, abbiamo interpellato l'economista e presidente della Banca di Cagliari, il professor Aldo Pavan. Secondo il professor Pavan, la decisione di Trump è un boomerang che colpirà prima di tutto l'economia americana. Già nelle ore successive all'annuncio, i mercati hanno reagito negativamente, un segnale precoce delle possibili ripercussioni. Nei prossimi mesi, potremmo assistere a due scenari inquietanti: scaffali vuoti negli Stati Uniti se gli importatori bloccheranno gli acquisti, oppure scaffali pieni ma con prezzi alle stelle. In entrambi i casi, è facile immaginare la reazione di rabbia dei consumatori americani, soprattutto se pensiamo a quanto l'aumento dei prezzi dei beni primari abbia influenzato le passate elezioni. Questa pressione popolare potrebbe spingere la Casa Bianca a fare marcia indietro. Guardando alla nostra realtà sarda, gli effetti dei dazi potrebbero essere già visibili. Le dichiarazioni di Trump sui dazi sono iniziate settimane fa, e molte merci potrebbero essere ferme nei porti. Un esempio concreto è il prezzo del pecorino, che è destinato ad aumentare significativamente. I consumatori americani lo pagheranno di più o smetteranno di acquistarlo? Sostituirlo con un prodotto americano identico richiederà anni. La fragilità di questa politica protezionistica sta nel fatto che colpisce anche prodotti insostituibili con la produzione interna americana, come le banane del Costa Rica. Ci si chiede quanto tempo impiegheranno gli americani a stancarsi di questa situazione. Certo, si potrebbe pensare di trovare nuovi mercati alternativi, ma non è un processo semplice. Riprendendo l'esempio del pecorino, non possiamo realisticamente pensare che il Brasile possa assorbire da un giorno all'altro le stesse quantità acquistate dagli USA. I mercati di esportazione non sono facilmente intercambiabili, soprattutto per i prodotti agroalimentari, dove entrano in gioco anche le preferenze dei consumatori. Quindi, cosa possiamo fare? Secondo l'economista Pavan, in economia spesso è l'annuncio a creare gli effetti, indipendentemente dall'effettiva applicazione della misura. La strategia migliore è reagire con intelligenza, attendere un mese perché non è escluso che Trump possa cambiare idea. Soprattutto, non rispondere con dazi indiscriminati che danneggerebbero maggiormente la nostra economia. È necessario invece studiare dazi mirati che penalizzino specificamente gli interessi americani causando meno danni all'Europa. In questa guerra commerciale, l'astuzia è fondamentale. Infine, rispondendo a chi suggerisce che l'Italia avrebbe dovuto negoziare individualmente con gli Stati Uniti, il professor Pavan sottolinea come sia stata una fortuna essere stati colpiti come Unione Europea, perché singolarmente, con il nostro deficit nazionale, ci saremmo trovati in una situazione ben peggiore. L'Europa, pur con le sue criticità, rimane un fondamentale progetto di pace, democrazia e diritti da tutelare. Per quanto riguarda la Cina come potenziale partner economico, Pavan riconosce che è un mercato da considerare.
ma ricorda che è un paese che non segue le nostre stesse regole di libero mercato e dove l'intervento statale è massiccio, rendendolo un partner non particolarmente affidabile. Bugerro, finanziamento regionale recupero porto. Immaginate la brezza marina che accarezza la costa di Bugerro, un luogo dove il porto non è solo un'infrastruttura, ma il cuore pulsante di una comunità che sul mare fonda la sua vita e il suo lavoro. Ebbene, proprio questo cuore, messo a dura prova dalle impietose tempeste invernali, riceve ora un sostegno vitale. La Regione Sardegna ha teso una mano concreta, stanziando ben 820.000 euro per la rinascita del porto di Bugerro. Questa importante decisione, frutto della proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Più, mira a riparare i danni devastanti causati dalle recenti mareggiate e a portare a termine i lavori essenziali al molo di soprafflutto. Questi fondi, originariamente previsti per il 2025, sono stati resi disponibili grazie a una lungimirante scelta nell'ambito della legge di stabilità 2023. Ma non è tutto. Già la legge di stabilità del 2022 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro per il triennio 2022-2024, destinati proprio alla sicurezza e al recupero di quelle preziose infrastrutture portuali colpite dalla furia degli eventi meteorologici e marini, con l'aggiunta di un altro milione di euro per il 2025, inserito nella legge di stabilità 2023. L'impegno della Regione verso la salvaguardia dei suoi porti si fa ancora più solido. L'assessore Più ha sottolineato con passione come queste risorse, già stanziate, possano essere immediatamente utilizzate per rispondere alle urgenti necessità di un comune come Bugerro, il cui sistema produttivo dipende in modo cruciale dal suo porto e dalle attività connesse. Ha poi aggiunto una riflessione fondamentale. I porti, siano essi grandi o piccoli, rappresentano per la Sardegna una porta d'accesso e di scambio vitale per la nostra economia. Sostenere queste comunità significa quindi portare beneficio all'intera regione. E la buona notizia è che per l'anno 2025 rimangono ancora ulteriori risorse in cassa, pronte per essere impiegate in altri porti che hanno subito danni simili. Purtroppo, la natura a volte si dimostra avversa. Durante i lavori in corso nel porto di Bugerro, le terribili condizioni meteo marine dell'ultimo inverno hanno profondamente modificato la conformazione dei fondali. Questo è stato causato dal cedimento di alcuni tetrapodi lungo le pendici della scogliera e dal crollo di blocchi della massicciata. Una situazione critica che ha reso impossibile l'entrata e l'uscita dal porto per le imbarcazioni più grandi. Proprio per questo, il Comune ha avanzato una richiesta di finanziamento di 820.000 euro per un nuovo appalto di lavori, con l'obiettivo primario di ripristinare la testata e la scogliera del molo principale, restituendo così al porto la sua piena funzionalità e sicurezza. Questa non è solo una questione di lavori pubblici, ma un atto di amore e di cura verso un pezzo importante della nostra identità e della nostra economia marittima. Un investimento che guarda al futuro di Bugerro e di tutta la Sardegna.